Manenti e il nostro amico Todero, che è già stato ospite della biblioteca, però si parlava prima dell'epoca della vecchia sede, quando eravamo in via Mendola, e in occasione di una giornata del ricordo era venuto a Bolzano e ci aveva aiutato con una conferenza a introdurre l'argomento della giornata del ricordo in una terra come Bolzano, che ha conosciuto anche il fenomeno dell'accoglienza dei profughi istriani, dando poi tra l'altro anche ospitalità a due persone che sono diventate sindaco a Bolzano in momenti diversi e per periodi anche diversi. Benissimo, oggi invece siamo qui con appunto Luca Manenti, sono ricercatore appunto dell'Istituto di Ricerca Storica e dell'Età Contemporanea Collegio Mises Wagner di Venezia Giulia, un'ampia produzione bibliografica di cui siamo anche riconoscenti, perché la biblioteca segue e riceve anche questa produzione, tra l'altro che va in prestito, quindi c'è un interesse anche nel nostro territorio per le ragioni che vi raccontavo. Appunto in questa terra ci sono parecchie famiglie di origine istriano-dalmata, quindi questi movimenti di persone, dalle opzioni che hanno conosciuto in questo territorio, ma anche persone che sono arrivate in questa terra, insomma ci troviamo in un crocevia abbastanza vivace. Bene, direi che la figura di D'Annunzio è nota a tutti come poeta, come eroe, e l'impresa romana anche la conosciamo, ma questa sera ci racconterete un aspetto forse non a tutti noto, e comunque ci disvelerete alcuni aspetti molto intriganti, penso, che alcune delle vostre ricerche sono emersi. Quindi vi lascio la parola, saluto i nostri ospiti, ricordo che questo video sarà possibile anche vederlo su YouTube, sul canale della biblioteca, e speriamo che questa pandemia ci lasci poi tornare di nuovo a delle sale gremite, con tante domande, con tanti dibattiti e con tanti ospiti interessanti e preziosi come voi. Grazie. Grazie. Allora, magari per parlare al basso, FFP2, chi l'avrebbe detto ci saremmo così abituati a tutte queste cose, simili e così via dicendo. Bene, intanto grazie agli intervenuti, grazie della vostra gentilezza di aver sfidato un po' questo clima, non solo di pandemia. Purtroppo stiamo entrando in un clima ancora più complesso, più drammatico, più tragico se possibile, per cui insomma, ecco, in sede di introduzione mi sento proprio di dire che certamente l'argomento che affrontiamo ha molto a che fare con la guerra, evidentemente, con la violenza, con così la tensione internazionale e così via dicendo. Ecco, è un po' triste per chi si occupa di storia vedere che, insomma, è triste ma non meraviglia, direi, purtroppo, come veramente la costante della storia dell'uomo sia l'aggressività, quell'aggressività che si fa a guerra quando si tratta di aggressione di uno Stato nei confronti di un altro Stato. Quindi mi sento davvero di partire da qui. Per quanto riguarda il nostro libro, invece, diciamo subito che ci siamo dati molto da fare nel periodo in cui si è ricordato, quindi a partire dal 2018, 2019, si è cominciato a ricordare l'impresa d'Annunziana, ci sono state manifestazioni ora più ora meno importanti, altre manifestazioni un po' deprecabili sul piano proprio delle relazioni internazionali, tra l'altro, insomma, questo non è importante, ci sono state mostre e anche noi in effetti ci siamo incontrati intorno alla questione fiumana, ma con Luca Manenti abbiamo già avuto modo di collaborare, abbiamo già scritto delle cose insieme e condividiamo gli studi un po' su questo periodo, sul tema dell'irredentismo e così via. Ecco, ci siamo trovati anche a collaborare sulla questione di Fiume. Abbiamo realizzato
appunto nel 19 delle mostre, una che si è tenuta alla Ronchi dei Legionari, curata da Luca Manenti, che tra l'altro è visitabile anche online, e un'altra mostra nella Biblioteca Statale di Trieste, tra l'altro curata da me e dal professor Raul Pupo. Anche questa adesso la si può visitare, vi si accede andando nella mostra online Il confine più lungo, che è appunto dedicata alle vicende del confine orientale, Adriatiche, e poi avevamo realizzato un percorso davvero lungo di conferenze sull'impresa di Fiume e dintorni, diciamo così, e abbiamo fatto un po' tesoro di quell'esperienza, approfittando degli studi fatti da Luca e di quelli fatti da me. Luca da molti anni si occupa di massoneria, ma non soltanto. Io da molti anni mi dedico di temi legati al patriottismo, al nazionalismo, al culto, alla religione della patria e così via dicendo, e abbiamo pensato che tutto sommato valeva proprio la pena di mettere insieme i materiali che avevamo prodotto e costruirci un libro, che è un libro davvero a 4 mani. Il primo capitolo, l'introduzione, l'abbiamo scritto insieme, proprio frutto di una collaborazione decisa. Il secondo capitolo è frutto dei miei studi, appunto il tema di mistica della patria, di linguaggio e così via dicendo, e il terzo capitolo dedicato ai rapporti tra la massoneria e la questione di Fiume, quello di Luca Manenti, che è importante anche perché strappa un po' il velo da alcuni luoghi comuni, insomma, di massoneria, anche molte imprecisioni che invece i suoi studi d'archivio gli hanno permesso di rivelare in quanto tali. Ecco, questo è stato un po' il punto di partenza, la storia del volume, che poi l'editore Paolo Gasperi ha avuto così il piacere e il coraggio, forse, non lo so, di pubblicare, di proporre al pubblico. Ecco, come vi dicevo, il libro è diviso in 3 capitoli. Il primo affronta il tema della duplicità dell'impresa fiumana. Luca, interrompimi quando vuoi, inserisciti sulle cose che dico. Ci siamo accorti, e certamente non siamo i soli, ma che l'impresa di Fiume è veramente ricca di aspetti non solo contraddittori, ma davvero antinomici. E in effetti anche il titolo che noi abbiamo scelto denuncia un po' questa duplicità dell'impresa. Il titolo che abbiamo voluto dare è Di un'altra Italia, però sono parole di D'Annunzio, naturalmente. E questo significa che se c'è un'altra Italia, un'altra ancora c'è. In effetti c'era già prima di Fiume, ed era l'Italia liberale, quell'Italia che D'Annunzio e chi lo segue a Fiume rifiuta precisamente, quell'Italia da cui D'Annunzio e i suoi seguaci prendono le distanze. Il problema è che quell'Italia era l'Italia legale, l'Italia legittima, l'Italia che stava conducendo con molte difficoltà e anche in quel caso non senza contraddizioni le trattative di pace a Parigi, e un'Italia che invece viene decisamente negata, respinta, dileggiata da D'Annunzio. Ecco perché un altro dei temi che affrontiamo nel libro è proprio quello, non a caso il sottotitolo Miti, parole e riti, il tema del linguaggio, delle parole, ma ci torneremo più tardi. Ecco. Quindi queste 2 Italie che si negano l'una con l'altra, appunto, ripeto, una era la legittima Italia liberale con tutti i suoi acciacchi, i suoi problemi, era un'Italia che usciva da 3 anni e mezzo di una guerra durissima, evidentemente, molto provata sul piano economico, molto provata sul piano sociale. Cioè, l'impresa di Fiume e la questione di Fiume esplodono quando l'Italia è attraversata da momenti di grande inquietudine. Non si parla di quel famoso biennio rosso, che è un termine che potremo anche discutere in qualche modo, ma certamente è un periodo di grandi agitazioni sociali, è un periodo in cui nasce, si sviluppa e comincia
a mettere sul campo tutta la propria violenza il fascismo. E se parliamo dell'area giuliana, quella appena aggregata all'Italia, o per meglio dire in via di aggregazione all'Italia, è stato un percorso lungo, lì il fascismo è un movimento particolarmente forte, sin dal suo primo apparire, e anche lì ricco di contraddizioni. Quindi una prima contraddizione che c'era balzata immediatamente agli occhi era proprio questa, tra le due Italie. Ecco, quella di D'Annunzio aveva la pretesa di essere l'autentica Italia, la vera patria, dell'altra non si voleva nemmeno sentire parlare. Poi, ad esempio, un'altra delle contraddizioni che potremmo cogliere in quell'impresa e che ritengo molto interessante è quella tra un uso della tradizione, in particolare della classicità, di un linguaggio legato al mondo classico, per cui D'Annunzio sappiamo nutriva una forte passione, anche antiquaria tra l'altro, che convive però con un mondo affatto diverso, che pure a Fiume confluisce, e che è il mondo dell'avanguardia. Sappiamo che gli anni che precedono lo scoppio della Grande Guerra sono gli anni in cui esplode il fenomeno delle avanguardie artistiche e letterarie. In questo caso parliamo evidentemente di futurismo, però anche a Fiume nascerà un curioso movimento d'avanguardia, no? Yoga, l'unione di spiriti liberi, con Keller, Comisso, ecco, che pure convive con un poeta che è molto abile da questo punto di vista, lo sappiamo, ed è capace di navigare tra il registro della classicità e quello invece della modernità più assoluta. D'Annunzio, padre della Rinascente, del termine Rinascente, come sapete, della parola velivolo. D'Annunzio che idoleggia, come in qualche modo i futuristi, le macchine, la velocità. Se penso a un romanzo, come forse che sì, forse che no, il romanzo inizia con questa automobile lanciata nelle pianure verso aiuto. No, stiamo in Toscana, va bene, perdonate, l'età dovete capire. Voltaire, ecco, verso Voltaire. E poi appunto il protagonista di quel romanzo è l'aviatore. Sapete quanto D'Annunzio poi si sia concretamente legato al volo e come la figura del pilota sia idoleggiata. Quindi c'è questa convivenza di modernità estrema, di avanguardia e di tradizione, che è anche un segno, tra l'altro, un po' della volubilità dei movimenti d'avanguardia, come molti anni addietro in un bellissimo libro aveva osservato Mario De Micheli. Ecco. Poi ancora, se volessimo spulciare tra le numerose contraddizioni dell'impresa fiumana, ce n'è un'altra, ed è quella palese, insomma, tra, parliamo di D'Annunzio, parliamo quindi proprio del prototipo possiamo dirlo, del Latin lover, insomma, in qualche modo, no? Però c'è anche una particolare tolleranza del fenomeno dell'omosessualità, largamente praticato a Fiume, e nei cui confronti c'è anche una certa tolleranza dal punto di vista della giustizia, diciamo così, militare, anche se poi l'impresa di Fiume è un golpe militare, è un'impresa condotta da forze militari ed era la prima volta che accadeva nell'Italia sabauda un fenomeno di vera e propria diserzione di massa. Ecco. Ciò detto, però, esisteva un tribunale militare che a Fiume emetteva sentenze e così via dicendo, e ben diversamente da quello che prescriveva il codice penale militare nei confronti di soggetti omosessuali, che devono essere emarginati, devono essere severamente puniti, in quanto avrebbero, tra virgolette, questo più o meno testualmente, infettato, rischiavano di infettare le caserme, le parchi, eccetera. Da parte della giustizia militare di Fiume nei confronti dell'omosessualità c'è molta tolleranza, ed è l'omosessualità molto così presente anche negli scritti di Comisso, incarnata nella figura stessa di questo curioso personaggio che è Guido Keller. Ecco,
Quindi c'è anche qui un duplice registro abbastanza contraddittorio poi nell'insieme, no? E poi ancora, e di questo in particolare Luca si è occupato, la duplicità di D'Annunzio nei confronti del mondo slavo. Da una parte l'odio antislavo che è incarnato da un testo come la lettera ai Dalmati, dall'altra però nel momento del bisogno la ricerca di consensi all'interno di certo ultranazionalismo croato per cercare di produrre un vero e proprio colpo di Stato all'interno del neonato Stato dei regno dei serbi, croati e sloveni. Quindi c'è veramente un duplice registro. Quindi questo un po' è il primo capitolo, poteva soprattutto sottolineare queste coppie antinomiche. Il secondo capitolo invece, quello di cui mi sono occupato in particolare, si occupa fondamentalmente di linguaggio e tanto per fare un po' di attualizzazione, no? Ma la storia, si dice, sempre storia contemporanea, ecco, l'utilizzo da parte di D'Annunzio di un linguaggio denigratorio, fortemente denigratorio nei confronti dei propri avversari politici o, nel caso degli slavi, dei propri avversari nazionali, le stesse caratteristiche politiche dell'impresa, con il mito del capo, che prima è lui, il primo di una fila che purtroppo sembra non aver termine tutto sommato, anche se magari in XVI e in XIV, però c'è ancora la personalizzazione della politica, il legame forte che si stabilisce tra il leader più o meno carismatico e le masse o le folle, come allora si diceva, la ricerca del consenso attraverso un davvero sapiente, questo non possiamo negarlo, uso della retorica e dell'oratoria. Ecco, è un pubblico di adulti, ma se dovessi rivolgermi a un pubblico di giovani probabilmente sarebbe incomprensibile questo ragionamento. Eppure voi sapete benissimo che fino agli anni 70 più o meno il linguaggio utilizzato dalla classe dirigente, dalla classe politica, era un linguaggio molto colto, molto raffinato, e un linguaggio che era il linguaggio proprio della politica. Avrà avuto un po' di difetti la Prima Repubblica, non lo nego, ma sul piano delle culture politiche e quindi anche della pratica linguistica che viene esercitata, insomma, siamo lontani anni luce dagli spettacoli, se mi permettete, abbastanza deprimenti, che anche semplicemente nell'uso del linguaggio viene oggi alla luce, insomma. Ecco. Dietro a tutto questo però D'Annunzio c'è innanzitutto, dicevo, l'esercizio dell'arte oratoria. In D'Annunzio è tutt'altro che casuale, già nel romanzo Il fuoco, siamo nel 1900, l'artista protagonista di quel romanzo intravede proprio nella parola parlata lo strumento più forte per costruire la relazione con il pubblico, con le masse, è proprio l'oratoria. D'Annunzio lo dice molto esplicitamente e ne fa davvero pratica ed esercizio nei giorni dell'impresa. In realtà ci aveva già fatto dimestichezza con questo rapporto diretto con le masse, con le folle, insomma, nella famosa campagna del radioso omaggio, la campagna interventista, che davvero apre un periodo che l'impresa fiumana, diciamo, chiude, ma che poi viene ripreso da altri personaggi nella storia italiana, come ben sappiamo. Ecco. Sulla qualità poi del linguaggio d'annunziano mi sono soffermato molto a lungo su questi aspetti perché li trovo molto, molto interessanti. Dicevo, il tema della denigrazione del nemico. Ecco, l'avversario politico non è un avversario, è un nemico. È un'eredità della guerra, evidentemente, è un'eredità della propaganda di guerra, dove la denigrazione del nemico, la sua degradazione, l'utilizzo di immagini anche animalesche del nemico è consueto su tutti i fronti, non soltanto qualche cosa che
riguarda la propaganda italiana, qualcosa che attraversa trasversalmente tutti i paesi in guerra. Però è un'eredità della guerra anche questa. Sapete che ultimamente c'è una categoria che si sta un po' affermando, insomma, nella storiografia relativamente al primo dopoguerra, ecco, al termine dopoguerra si privilegia da alcune parti, ma io trovo molto interessante il termine uscita dalla guerra, perché è un periodo in realtà molto lungo, è un periodo dinamico dove ci sono processi, e all'interno di questo processo che si colloca l'impresa di Fiume, e all'interno di questo processo anche la continuità nell'uso di un certo linguaggio è un'eredità della guerra, così come evidentemente è un'eredità della guerra la violenza che si trasferisce dalle trincee, ma non lo scopro io assolutamente, questo io e Luca è stato un grande storico utilizzare George Mosse, utilizzare quella categoria di brutalizzazione della politica, che è appunto quel portato di esperienze di violenza che molti si portano dietro nell'Europa decisamente inquieta proprio del periodo che segue la fine delle operazioni militari al fronte. L'impresa fiumana un po' è un erede di tutto questo. Certamente al centro dell'impresa è D'Annunzio, è la sua figura, è il suo personaggio, anche perché molte volte quando si parla di D'Annunzio, se nel campo della sociologia e della letteratura si vanno a fare due conti, si vede che l'autore o tra gli autori più diffusi, più letti, non c'è proprio D'Annunzio. C'è una testimonianza molto bella di Giuseppe Petroni, è stato un grandissimo storico della letteratura italiana, nonché mio maestro all'Università di Trieste, che in un suo bel libro autobiografico racconta dei suoi genitori. Il papà del professor Petronio era un piccolo impiegastuccio delle poste italiane, e quando il papà del professor Petronio parlava con la mamma di D'Annunzio, si chiede Petronio, ma parlava dell'autore del Fuoco, una fiaccola sotto il Moggio, eccetera, eccetera, o del grande eroe di guerra, di quello che era volato fino a Vienna? E la risposta viene da sé. In effetti in D'Annunzio c'è sempre questa dinamica molto abile tra le cose che fa e le cose che scrive. Le prime servono un po' da rimbalzo alle seconde, no? Servono un po' da pubblicità. Poi francamente la lettura dei romanzi, dei testi d'annunziani è molto impegnativa sul piano della decodificazione del linguaggio. Ecco, se andiamo al Piacere, che è il suo primo romanzo, è un conto, ma più si va in avanti, più insomma la lettura si fa davvero complessa, ci vogliono degli strumenti di cui non tutti erano in possesso. Quindi il personaggio che conta, quello che costruisce intorno a sé. Nel 19, quando inizia la campagna adriatica cosiddetta, D'Annunzio è famosissimo, è all'apice della sua fama e della sua gloria, lo era già al rientro in Italia nel 1915 per condurre la campagna interventista, figuriamoci dopo tutte le sue imprese belliche, ecco, tutto quanto aveva combinato durante la Prima Guerra Mondiale, insomma, sono cose indubbiamente di valore, possiamo dirlo senza vergogna, e gioca su questi aspetti. E poi c'è all'interno dell'impresa fiumana, poi passo la parola a Luca, un'altra eredità della guerra importante, perché se c'è un tema che ricorre molto frequentemente nei discorsi, nelle orazioni d'annunziani, del D'Annunzio fiumano, è il tema dei caduti, anzi, per dire la verità, è il tema dei morti. D'Annunzio, questo è un fatto molto interessante, quando parla di caduti della Grande Guerra, come generalmente si faceva e si fa, non usa mai questo termine, lui li chiama esplicitamente morti, ed è anche molto crudo, parla del carnaio di Ronchi, riferendosi ai cimiteri di guerra e così via dicendo. E c'è questo tema molto presente nelle orazioni d'annunziana, ma che in realtà è molto presente trasversalmente nelle società uscite dalla guerra, che è il tema del ritorno dei morti. Ecco, così come a partire dal 1919 i corpi di molti caduti
rientravano in manifestazioni ora meno partecipate ai luoghi d'origine, e questo nelle terre da poco redente, come era per esempio la Venezia Giulia, aveva evidentemente un forte valore simbolico, un forte significato patriottico. Poi queste manifestazioni procedono, sappiamo, la più grossa evidentemente è quella del Mille d'Ignoto, no? È un po' il ritorno del corpo di un soldato che incarna poi le virtù e il dolore di tutte le persone che avevano perduto un figlio di cui non avevano avuto più notizia, di cui non sapevano più dove si trovasse, e così via dicendo. Ecco. In D'Annunzio c'è tutto questo ed è molto presente questo tema del ritorno dei morti, questo tema di una comunione mistica tra i vivi e i morti, ovvero i caduti della Grande Guerra, pronti, dice in un'orazione, a marciare nuovamente sul fiume per ingrossare le fila dei suoi seguaci per difendere appunto quell'altra Italia a cui D'Annunzio faceva frequente riferimento. E anche alla fine, dopo l'impresa e la tragica conclusione dell'impresa, che poi è un episodio drammatico di guerra civile, evidentemente, è il Natale di Sangue cosiddetto, dove ci sono dei morti, oltre 50 morti dell'una e dell'altra parte, dei regolari e dei legionari. D'Annunzio su questo tema ritornerà, sul tema dei morti di Roma, di Fiume, dei caduti della Grande Guerra, in un testo molto interessante, anche questo molto complesso ma anche molto affascinante, che è il commento meditato al discorso improvviso, in cui ritorna l'immagine di una visione dantesca, peraltro siamo ancora freschi di centenario dantesco, in una visione immagina di incontrare dei soldati che aveva conosciuto nella sua esperienza bellica, di reincontrarli, erano soldati che erano morti, e lì c'è davvero l'esaltazione della morte in guerra, l'esaltazione del Carso come autentico apogeo della patria e così via dicendo. Però è quindi un tema ricorrente che nei tempi dell'impresa fiumana troviamo molto frequente, molto battuto appunto dalle orazioni d'annunziane. Ecco, fondamentalmente questo. Nel testo faccio riferimento a molti interventi d'annunziani, ma non soltanto, anche dei suoi sodali, che peraltro diventano tutti rigorosamente imitatori di D'Annunzio. C'è un momento in cui Koźmiński, che era uno dei suoi collaboratori più stretti, dice esplicitamente nel suo libro di ricordi fiumani che tutti parlavano come lui, e poi che la sua voce era tale da incantare chi lo seguiva. E in effetti D'Annunzio parla della propria voce esattamente come nella Genesi si parla del verbo creatore, un po', insomma, qualche piccola pretesa megalomane, tutto sommato c'è. Ecco, io mi fermerei, voglio tirare via lo spazio a Luca e gli cedo la parola, grazie. Mi sentite, sì? È sempre difficile parlare dopo Fabio Togliano, Quindi sono super responsabilizzato. Perché le persone sono stufe. No, perché ricanti con la tua oratoria. Allora, per me è stato, soprattutto vi ringrazio della presenza, è veramente un piacere essere qua, parlare con voi. È stato un piacere collaborare di nuovo con Fabio, abbiamo fatto tante cose insieme, abbiamo scritto saggi, abbiamo curato libri, curato mostre, e ci siamo concentrati negli ultimi anni su Fiume. Io, come Fabio vi ha anticipato, mi sono occupato dei rapporti tra massoneria e impresa fiumana. La massoneria è un mio ormai decennale cavallo di battaglia tematico, me ne sono occupato a partire dalla tesi di dottorato e poi ho continuato, non soltanto concentrandomi su questo, ma soprattutto su questo. E a un certo punto abbiamo sentito la necessità di riscrivere in parte ciò che fino a questo momento è stato detto su tale tipo di rapporto, perché ci sono ovviamente, io mi sono affidato a studi importanti che però dovevano essere raffinati, diciamo, e in alcuni punti integrati. Massoneria a Fiume, perché la massoneria è a Fiume e come ci sta a Fiume? È una massoneria patriottica, altrimenti non avrebbe mai appoggiato il Vate, come l'ha appoggiato, ve lo dirò. Parto però da
questo apparente ossimoro, cioè la massoneria che per antonomasia è un'associazione cosmopolita, internazionalista, e ha anche un'anima fortemente, ha avuto un'anima fortemente patriottica. No? Questi sono due poli di una coppia che apparentemente non stanno insieme. E ai nostri occhi non stanno insieme, probabilmente nel periodo del primo Novecento non stavano più molto insieme, facevano fatica, ma questo non è sempre stato così. Cioè nel Settecento, nel primo Ottocento, in realtà cosmopolitismo e patriottismo, quindi come dire, afflato universalista, però anche amor di patria, amor del particolare, stavano tranquillamente insieme. E a dimostrarlo sono i patrioti del Risorgimento, che combattevano per l'unità d'Italia, ma quando poi venivano proscritti ed erano costretti ad esulare all'estero, andavano a partecipare ai moti indipendentisti in Sud America, ad esempio. No, qui c'è un Risorgimento atlantico, che è una diaspora di patrioti che partecipano a questo movimento che non ha una testa pensante, ma che è poroso, e dove loro danno del proprio, e tra questi ci sono anche diversi massoni. No? Quindi all'epoca questi due poli della coppia non erano in contraddizione, perché chi lottava per la patria italiana poi andava a lottare in Sud America per quelle nazionalità, e un esempio su tutti ovviamente è quello di Giuseppe Garibaldi, è il nome più importante, il più famoso, ma tantissimi se ne potrebbero fare. E Garibaldi è stato un massone autograduato, a un certo punto anche negli anni 60, anche se per pochi mesi e anche se soltanto ufficialmente, ma effettivamente gran maestro, cioè massima carica alle grandi autorità. Ecco. Poi il clima politico cambia. Durante l'Ottocento, nel Novecento, durante la Prima Guerra Mondiale, e dopo prende piede un senso di appartenenza alla patria non più che si stacca, diciamo così, dalle sue origini democratiche, universalistiche, benedette da Giuseppe Mazzini, e diventa qualcosa d'altro, e diventa un nazionalismo esclusivista e possessivo. Ecco, la massoneria vive questo cambio di paradigma al suo interno e vive tutte le contraddizioni. E si presenta all'appuntamento della Prima Guerra Mondiale come una massoneria che ormai si sta lasciando alle spalle il suo periodo d'oro, ma è ancora una massoneria importante che ha avuto un ruolo nell'Italia liberale fortissimo come difensore delle istituzioni, perché così si è sempre comportata, così si è anche autoeletta, ma insomma si è fatta un po' protettrice dei valori del Risorgimento e dell'Italia Unita, e quindi non può che, seppur in maniera guardinga all'inizio, ma sempre più convinta dopo, farsi promotrice dell'interventismo. Ovviamente dalla parte delle nazioni alleate, dell'Inghilterra, della Francia, con all'inizio contraddizione della presenza della Russia zarista, autocratica, ma dopo il 17 invece questo problema non si pone più, anzi entra l'America di Wilson nell'alleanza allargata, e quindi per i massoni democratici la forza delle potenze illuminate contro l'oscurantismo teutonico è fatta. Ovviamente ci sono delle contraddizioni nelle loro risposte, perché per alcuni massoni la guerra avrebbe dovuto essere l'ultima delle guerre, no? La famosa frase far guerra alla guerra, e per altri invece insomma, c'era una specie di scivolamento verso un imperialismo che si tentava di tenere insieme a un afflato democratico senza riuscirci fino in fondo. Quindi contraddizioni che rimanevano in essere. Però va detto che la massoneria è sempre stata una fortissima protettrice, un difensore fortissimo delle istituzioni statali, è sempre andata a braccetto dello Stato, e questo lo si vede sia nel frangente di guerra, quando Palazzo Giustiniani, che era la sede, viene adibito a funzioni di asilo, di ricovero, quando i massoni fanno di tutto per aiutare gli orfani, le vedove, gli orbati, le persone mutilate di guerra, tentano di sostenere, insomma, finché può lo Stato all'interno, mentre, come dire, sul fronte mandano ovviamente anche le logge, i loro membri, come
come ufficiali e sottufficiali, perché diciamo che la categoria sociale più rappresentata nella loggia era sicuramente quella della media borghesia, anche se poi ai piani alti abbiamo imprenditori, docenti universitari, invece su quelli più bassi anche, soprattutto in area toscana, logge formate da lavoratori di fatica, facchini, portuali. Ecco, terminata la prima guerra mondiale, c'è dappertutto nel paese la sensazione di avere perso una guerra vinta, e D'Annunzio contribuisce moltissimo a creare questa atmosfera psicologica con la famosa frase della vittoria non sarà mutilata. La vittoria italiana viene percepita come una non vittoria, come una sconfitta, come una vittoria per l'appunto mutilata, perché anche al tavolo della pace che si apre a Versailles l'Italia viene, come dire, sotterraneamente ostracizzata dagli alleati e più platealmente contraddetta da Wilson, che non aveva firmato il patto di Londra, firmato segretamente dal governo italiano con quello inglese e francese per entrare in guerra, e quindi non si sentiva legato alle sue clausole, e quindi pose un veto non soltanto a Fiume, che non era contenuto però nel patto di Londra, ma anche alle porzioni dell'Istria e della Dalmazia che l'Italia pretendeva. Ora, chi sottopone a Versailles un memorandum in cui si suggeriva ciò che era contenuto nel patto di Londra e in più la città di Fiume? Salvatore Barzilai. Salvatore Barzilai era un massone alto graduato che per decenni è stato il rappresentante degli irredentisti in Parlamento. Triestino, massone di Carbonaro, e un ottimo politico, nel senso che sapeva muoversi molto bene a Roma, ed è lui sostanzialmente che presenta questo memorandum, considerato la storiografia come controproducente, perché invece di riuscire a ottenere qualcosa rischiava di allontanare ancora di più coloro che dovevano concedere invece queste terre. Colpo di mano di D'Annunzio. D'Annunzio parte in settembre, arriva a Fiume, occupa la città. Che ruolo ha la massoneria in tutto ciò? Allora, bisogna distinguere. Prima di tutto, dire massoneria singolare può essere fuorviante, perché sono esistite diverse massonerie con diversi riti. Per semplificare, però, le due più importanti e numerose famiglie libero-muratorie, che è un sinonimo di massoneria italiana, erano due, nate dalla scissione del 1908, cioè il Grande Oriente d'Italia, cosiddetto anche il Palazzo Giustiniani, per metonimia dalla sua sede storica, e la Gran Loggia d'Italia, detta Piazza di Gesù, per lo stesso motivo. Due massonerie che entravano in competizione spessissimo. Una più tradizionalista, più di destra possiamo dire, cioè la Gran Loggia d'Italia, invece una più democratica, che era quella del Grande Oriente. Entrambe partecipano in maniera diversa, facendo cose diverse a Fiume. Io ovviamente mi sono dedicato alla famiglia più numerosa, che è quella del Grande Oriente. C'è una difficoltà d'accesso ai documenti che riguardano la Gran Loggia d'Italia, che non riguardano soltanto questo periodo storico in generale, e quindi chissà, magari un domani gli studiosi potranno accedere a dei documenti che per ora sono preclusi, mentre diverso è adesso la questione per il Grande Oriente. Altra distinzione importantissima da fare tra la dirigenza e la base, tra gli alti dignitari, tra il Gran Maestro, ad esempio, che è la massima carica, l'ho detto, in giugno diventa Gran Maestro sostituendo Ernesto Nathan Domizio Torrigiani, proprio nel momento in cui diventa primo ministro Nitti. E invece la base. Allora, questo è importante perché è necessario spesso, non soltanto per quanto riguarda la parentesi fiumana, ma anche in altri contesti storici, far subito piazza pulita su quello che è un pregiudizio che riguarda la massoneria, cioè vederla come una testa complottista, come un'organizzazione che si muove dietro le quinte della storia, riuscendo a manovrare tutti i personaggi, tutti gli attori del palcoscenico storico, come un grande burattinaio che a tutto vede e a tutto prova.
così, non è mai stato così. Non è stato così neanche a Fiume. Molti sono i massoni che partecipano all'impresa e lo fanno il più delle volte, per non dire sempre, in maniera autonoma, come scelta personale, non sempre in quanto massoni. Quindi bisogna distinguere quando una persona iscritta alle logge compie un'azione, per quale motivo compie quell'azione. Lo fa rispondendo a degli impulsi che gli arrivano dai venerabili o dalle logge, dai fratelli, o lo fa seguendo altre priorità. Molto spesso è il secondo caso ad essere vero. E quindi per lo storico è necessario distinguere, capire, seguire anche le singole biografie, quindi un approccio prosopografico in questi casi è assolutamente necessario, per quanto gigantesco il compito. Quindi sono molti massoni che partecipano all'impresa, ma tutte le volte lo fanno non perché eterodiretti da chissà quali circuiti iniziatici, ma come scelta personale. Possiamo dire che però sicuramente nelle logge respirarono un clima patriottico che li rafforzò nelle loro convinzioni ideologiche, questo senz'altro, appunto perché era una massoneria patriottica. Cosa fa il Gran Oriente? Scusate, cosa fa il Gran Maestro invece? Torrigiani, la massima carica, invece media tra D'Annunzio e Nitti. Sta in mezzo, in maniera talvolta anche ambigua, e la sua linea politica potrebbe essere sotto così: sì a Fiume italiana, no alla guerra civile, sì all'accorpamento della cosiddetta città di Vica, la città del Quarnero, all'Italia che aveva combattuto durante la guerra, che era uscito da una catastrofe bellica sanguinosissima, doveva ampliare i propri confini, però se l'impresa si trasforma in una rivoluzione, allora il Grande Oriente fa un passo indietro, ed è esattamente quello che è successo in quel frangente storico. Sono stati molti i tentativi di far sì che D'Annunzio rientrasse da questa occupazione. È stato il modus vivendi, che è stata una proposta che accettata dal Consiglio nazionale fiumano, accettata dalla popolazione, a cui D'Annunzio disse di no, perché voleva andare a oltranza a combattere per far sì che Fiume diventasse italiana. Ecco, Torrigiani segue queste evoluzioni, è costantemente in contatto con Nitti, ha degli avvogamenti con Vio, che è il sindaco di Trieste, nonché venerabile della propria loggia, la loggia Sirius, all'Oriente, cioè sotto l'ombrello amministrativo ungherese, all'Oriente del Grande Oriente d'Italia, poi diventa completamente italiana. C'è quindi una triangolazione importante tra Fiume, Roma e la città di Trieste. La città di Trieste diventa italiana alla fine della Prima Guerra Mondiale, vengono fondate delle logge, una delle più importanti è la Guglielmo Oberdan, di rito simbolico, cioè a 3 gradi. C'è un personaggio che il suo venerabile si chiama Giacomo Treves, e anche lui, fa di tutto per riuscire ad appoggiare D'Annunzio, ospita Vio, il sindaco e il venerabile della loggia, il sindaco di Fiume, durante le sue peregrinazioni in Italia. L'obiettivo, insomma, è quello di accorpare la città, sovvenzionare D'Annunzio, però, insomma, Torrigiani a un certo punto si accorge che la situazione può sfuggire di mano, che D'Annunzio non è intenzionato assolutamente a retrocedere, all'orizzonte si staglia la possibilità di una rivoluzione, perché attenzione, perché la marcia su Roma è quello che noi conosciamo storicamente, in realtà dei progetti per riuscire a prendere con un colpo di mano l'Italia erano anche precedenti, e D'Annunzio non era del tutto escluso da questi tipi di ragionamenti. Ecco, si profila un orizzonte molto oscuro, la massoneria non è assolutamente intenzionata a sovvenzionare una rivoluzione e fa a un certo punto un passo indietro. Una massoneria che sovvenziona anche a un certo punto D'Annunzio con una cifra di 5.000 lire che
De Felice ha giudicato pochissima cosa, no? Quindi anche il supporto dato per l'impresa è stato ridimensionato e inquadrato da una storiografia più accorta che insomma, ha evidenziato il fatto che un conto è aiutare, perché ci vogliono i soldi per fare la rivoluzione in maniera sostanziosa, e un conto invece farlo in maniera più che altro simbolica. Ed è esattamente quello che viene. D'Annunzio va avanti a oltranza e Torrigiani non è più intenzionato a seguirlo, invece la cronologia d'Italia diciamo che diventa d'annunziana a oltranza. L'uomo di riferimento in questo caso è Attilio Prodam, che è venerabile di una loggia di rito scozzese, cioè a 33 gradi, che dona la sciarpa e il diploma del 33esimo grado, il massimo rito scozzese, a D'Annunzio, che accetta. E qua nasce un'altra vulgata storiografica. Allora D'Annunzio era massone? Non lo sappiamo, perché un conto era accettare onorificenze, anche Mazzini le aveva accettate, non era mai stato massone, e un conto invece è iscriversi alla loggia. Perché quindi dovrebbe D'Annunzio accettare i doni ma rifiutarsi di entrare? Ma perché esattamente come Mazzini probabilmente ha in testa di non farsi usare dalla massoneria, ma di usare la massoneria, la quale è un serbatoio incredibile di relazioni, di entrature, di denari che possa impetronare utile. Quindi un interlocutore assolutamente da tenere in considerazione, da cui non farsi imprigionare. Come vedete è una partita a scacchi molto complessa, dove ognuno ha fatto le sue mosse. La partita a scacchi termina con Giovanni Giolitti, fa piazza pulita di tutto e con i cannoni del Natale di Sangue 1920 e poi il trattato di Rapallo pone fine a quella esperienza. Mi fermo e se avete domande mi sono qui. Fiume, dopo tutto, non è mai stata italiana, è sempre, a parte sotto Venezia, ma Fiume non era mai stata italiana. Per cui perché rivendicare l'appartenenza di Fiume all'Italia? Perché Fiume o morte? Dopotutto, su quali presupposti veniva rivendicata? E poi io vedo, D'Annunzio era stato militare, ricordo la beffa di Bucari, lui come ufficiale dell'esercito, no? Ma quando si è trovato, quando ha convocato i legionari a Ronchi, lui l'ha fatto a nome dell'esercito italiano? Cioè lui era legittimato a avere una divisa, essere militare? Questo che mi sono sempre anche chiesto. Oppure a improvvisare, perché mi sembra anche delle divise caserecce quelle che avevano, non delle divise ufficiali. Tante domande interessanti. Allora, la prima, perché Fiume italiano? Allora, l'ho detto, qua il discorso rischia di essere lungo. Allora, diciamo questo. Diciamo che nella città di Fiume la maggioranza della popolazione oggettivamente era italiana, non è italofona. È vero che l'orientamento politico più significativo espresso dalla componente italiana di Fiume, un po' come accadeva per la Dalmazia, era il cosiddetto partito autonomo, ovvero autonomista, ecco, che aveva largo seguito e che entrerà molto presto in orbita di collisione con D'Annunzio e le sue pretese. In quanto a perché Fiume italiana? Perché allora, intanto alla fine della Grande Guerra succede qualcosa che non molti in realtà auspicavano o non molti si erano attesi, cioè l'implosione dell'impero dell'Austria-Ungheria. Fiume era corpus separatum dipendente all'interno dei territori del cosiddetto Regno di Croazia, ma dipendente direttamente da Budapest, da cui una importante e significativa componente magiara nella città, oltre a quella croata naturalmente, e
davanti a quell'accadimento, quale sarebbe stato il destino di Fiume? Che cosa succede? Nasce intanto, si costituisce il regno di serbi, croati e sloveni, e l'ultima autorità asburgica, anzi magiara, di Fiume consegna di fatto il potere al Consiglio nazionale croato, e il Consiglio comunale fondamentalmente italiano si autoproclama, si autocostituisce come Consiglio nazionale italiano, e il 30 ottobre del 1918 è una fase caotica, in molte località dell'Adriatico accadevano cose del genere, anche a Trieste c'è un momento di vuoto di potere, no? Ecco, il Consiglio nazionale italiano, in rispetto alla dottrina dell'autodeterminazione dei popoli di Wilson, proclama il desiderio dei fiumani di essere annessi al Regno d'Italia. C'era un forte legame culturale tra Fiume e l'Italia. A Fiume era nata anche un'organizzazione redentista, la Giovane Fiume, mentre prima c'era un'adesione alla cultura italiana, all'interno però di un quadro statuale diverso. La Giovane Fiume sono i giovani, sono gli intemperanti e sono i redentisti più spinti, diciamo così, no? Ecco. Quindi la motivazione fondamentalmente, o meglio l'occasione è questa. E a Fiume si organizzano anche, o si pensa a dei colpi di mano sulla città. Originariamente si pensa di affidare l'incarico di un colpo di mano su Fiume a un emulo di D'Annunzio, a un imitatore di D'Annunzio che è Sembenelli. Sembenelli però in quel momento, Sembenelli è l'autore della Cena delle Beffe, non so se avete presente, e chi non beve con me Pestolo, era di Nazzari, il famoso film, con il primo seno nudo del cinema italiano, Clara Caramè. Ma non memorabile per questo evidentemente, tantomeno memorabile Sembenelli, se non come parte di quel fenomeno di costume ben studiato che è il d'annunzianesimo. Ecco, Sembenelli in quel momento è il responsabile dell'ufficio propaganda a Pola, quando Pola viene occupata dalla Marina italiana, e anche lì non senza problemi con il Consiglio nazionale croato. Ecco, Sembenelli emerge agli onori delle cronache con i suoi interventi iperpatriottici e anche in quel caso iperdenigratori, insomma, del mondo slavo, in occasione della riesumazione del corpo di Nazario Saura, poi della sua reinumazione, e quindi in primo momento viene individuato lui come possibile leader di un qualche colpo di mano su Fiume. Un colpo di mano di chi, giustamente lei si chiede? È un colpo di mano di settori dell'esercito che effettivamente armi e bagagli passano dalle file dell'esercito regolare a quelle di questa forza paramilitare che ha come leader D'Annunzio. Originariamente sono pochi, sono 180 erotti, scusate, sempre la memoria, di granatieri, e sono in particolare dei giovani ufficiali dei granatieri di Sardegna che coinvolgono in prima persona D'Annunzio, giurando proprio che non avrebbero lasciato la loro impresa finché Fiume non fosse stata italiana, coinvolgono D'Annunzio, che in quel momento se ne stava a Venezia, nella sua famigerata casetta rossa, e D'Annunzio si fa convincere, insomma, per una quantità di motivi, ma su questo anche lui forse potrebbe dire delle cose. Molti indossano divise un po', lei dice bene, casarecce, sono regolari, ma sono anche giovani che confluiscono a Fiume, e giovani che non avevano potuto partecipare alla guerra, vista evidentemente come una grande avventura, e che colgono l'occasione dell'impresa fiumana per arruolarsi nelle file legionarie. La divisa più amata è quella degli arditi. Ci sono molti arditi, anzi non ci sono tantissimi
arditi a Fiume, ma a Fiume è molto forte il mito dell'arditismo, che D'Annunzio stesso fa di tutto per, diciamo, farne parte della mitologia della città di vita di Fiume e così via dicendo. Certo, è un colpo di mano paramilitare sul Fiume, sono frammenti impazziti dell'esercito che appunto fondamentalmente disertano per seguire D'Annunzio. In realtà sul piano dell'impatto di tutto questo sullo Stato liberale una vera catastrofe, anche perché parliamo di un'istituzione importante di uno Stato, le forze armate, che non sono affidabili. In effetti non sono affidabili non soltanto perché si parla di truppa o di giovani ufficiali di complemento, ci sono coinvolti anche alcuni alti ufficiali, mentre in quegli stessi giorni si parla di trame di marce su Roma, appunto ante litteram, di oscure trame in cui avrebbe avuto un ruolo anche il comandante della terza armata, cioè il famoso Duca d'Aosta, che aveva sede a Trieste, e non a caso la terza armata sarà allontanata. Anche i granatieri c'erano stati a Fiume, vengono allontanati da quei gravi incidenti con il contingente internazionale presente a Fiume, soprattutto con le truppe francesi, ma come lo osserva con amara ironia proprio Raoul Pupo, non è che sono allontanati di tanto, sono a 70 km dalla città di Fiume, e da lì ci sarà, diciamo, il primo nucleo dei seguaci d'Annunziano. Ma l'epigrafe, a chi si riferisce? Al Kaiser? Francesco Giuseppe Cavoia? No, Francesco Saverio Nitti era il capo del governo italiano. Ah no, perché vedevo Francesco Giuseppe Cavoia. È perché è un modo ironico per prenderlo in giro, per paragonarlo a colui che era stato il simbolo, insomma, del nemico della patria. Ma sul giuramento dei Ronchi c'è tutto un annone romantico e patriottico che dovrebbe essere scacciato via per capire che cosa è successo veramente. Allora, tra l'altro che tutti i 7 giurati dei Ronchi sono stati definiti da massoni, però senza documenti, no? Cioè, scusa, sempre questa frase qua, in odore di massoneria, non fa nessun odore la massoneria. O hai il documento che certifica la tua affiliazione, oppure non c'è, e quindi o non lo sei, o probabilmente lo sei, ma non possiamo dirlo con certezza. Questa cosa succede per i 7 giurati di Ronchi, i quali però non furono degli argonauti che un giorno si misero in una fumosa stanzetta, giurarono, coinvolsero l'annunzio e partirono all'arrembaggio. No, in realtà l'impresa è stata pianificata da mesi da 2 personaggi che però non sono alla ribalta degli studi per questi motivi specifici, che erano Giovanni Ossi Venturi e Giovanni Giuliati. Giovanni Ossi Venturi e Giovanni Giuliati, soprattutto Giuliati, il quale era un manovratore ben addentro alle stanze romane, che procurò soldi e uomini ad Annunzio, il quale fu pescato come la persona migliore per intraprendere un'avventura che altri, e non lui, avevano pianificato. Sembenelli, c'era fatto prima il nome di Sembenelli, c'era stato fatto il nome anche di Peppino Garibaldi, no? Ci voleva una persona però che molto carismatica, molto conosciuta, poco politica, che riuscisse insomma a trasformare una sedizione militare, perché di questo si è trattato, in una grande epopea. D'Annunzio era una persona perfetta e D'Annunzio si è rivelato una persona perfetta per fare questo. Non è una domanda quella che faccio, ma un ricordo di cui parlavo con la dottoressa Trevisan. Siamo ad Aquileia, dietro la grandissima, meravigliosa, millenaria basilica c'è un posto assai commovente in cui vengono esposte le parole del Duca d'Aosta e quelle veramente alate di D'Annunzio. Le ho lette molte volte, sono poche ma sono talmente scelte. Allora mi rifacevo appunto a ciò che lei disse prima, dell'altissimo livello linguistico espositivo in cui uno si trova in certi passaggi con D'Annunzio. È un posto di una intensa commozione, ogni volta che uno ci va sente
questo fremito nell'aria che rimane dove ci sono state delle passioni, dove ci sono stati degli ideali, dove c'è stato il sacrificio di tante vite. E allora dico, per chi viene da Bolzano, deprimente, mortificantissima città, ecco, deplorevole, avverte tanto di più, è stato, me l'ha ricordato venendo qui, dico immediatamente il pensiero è andato a quel cimitero di guerra e cui insomma Porte, dove la madre scelse la salma del milite ignoto che fece poi tutto quel viaggio fino a Roma con la gente che si scappellava, che si faceva il segno della croce, cioè cose assai commoventi che è bene a mio avviso sapere, perché c'è stata anche quell'Italia, non c'è solo ciò che abbiamo visto, ciò che sono costretti a vivere gli italiani qui a Bolzano, c'è stata anche. Il cosiddetto cimitero degli eroi, no? Dove sono stati inumati i corpi dei soldati ignoti non scelti da Maria Bergamas, dove riposa Randazzo, che è un amico di D'Annunzio, ed è sicuramente un posto di grande suggestione. No? Sulla cerimonia del milite ignoto, ci siamo, diciamo due parole perché ne vale la pena. Sì, io la trovo una manifestazione di enorme interesse, di grandissimo interesse storico e anche umano, se vogliamo, no? Proprio perché è vero che lungo i binari del treno che attraversa tutta l'Italia facendo tappa in tante città, eccetera, eccetera, è un enorme concorso di folla. È vero che ci sono anche i gagliardetti fascisti, eccetera, eccetera, ma lì c'è veramente tutta l'Italia. E c'è tutta quell'Italia che stava facendo un'enorme fatica per elaborare un lutto che è diffusissimo, che è diffuso in realtà in tutta, soprattutto in Europa, insomma, ma non soltanto, e che non poteva elaborare di fatto perché la mancanza di un luogo di sepoltura, non sapere dove si trovasse un figlio, un marito, un fratello, un padre, è una cosa atroce, veramente disumana. Eppure questo era, e si tratta tra l'altro della maggior parte dei corpi dei caduti delle grandi guerre, sono soldati non riconosciuti, ignoti. Ecco. Per tornare ad D'Annunzio, D'Annunzio non volle, benché invitato, partecipare ai momenti di ricerca del corpo del soldato sconosciuto sepolto nel settore del Timavo. Ecco, non ha voluto andarci. In quanto, ripeto, al valore di quella cerimonia, sì, è stata una cerimonia, tra l'altro l'ultimo sussulto di un'Italia unanime, se vogliamo. Un anno dopo un'analoga manifestazione, che è stato il ritorno a Roma della salma di un altro conclamato padre del patria delle grandi guerre, che è Enrico Totti, è stato oggetto di una feroce battaglia nella città di Roma, con morti e feriti, in cui si sono scontrati i neutralisti di ieri, diciamo così, e i fascisti di allora. Ormai era troppo tardi, benché il papà di Enrico Totti, Nicola Totti, aveva esplicitamente chiesto e auspicato che quell'occasione non fosse motivo di divisione, ma di unità, però ormai era troppo tardi, siamo nell'estate del 1922. Grazie. Ecco, mi chiedevo perché l'Italia parlava come l'ha detto, di Vittoria Monca mutilata. In fin dei conti era stata ripresa la Dalmazia, era stata ripresa l'Istria, no? Per cui l'Italia rivendicava ancora altre terre in quel periodo, voleva, e su quali basi? Perché pretendere dei territori che non erano mai stati suoi? Allora, dunque, tra le rivendicazioni italiane, quelle peraltro concordate al Patto di Londra, ce n'erano ben di più, che c'erano delle rivendicazioni sull'Albania, parte dell'Albania, addirittura su una regione, si è parlato
ieri di Antalya, no? Tra l'altro per un incontro tra i due ministri degli esteri ucraini, siamo in Turchia, zona mineraria peraltro, dove sbarca un piccolo contingente italiano, dura pochissimo, perché anche su quel territorio c'era. L'Italia gioca la carta della grande potenza. Certamente la grande potenza adriatica ci prova. Della Dalmazia otterrà solo Zara, come sappiamo, che è una parte della costa delle isole. L'Istria tutta, nella sua grande saggezza, l'onorevole Corrado Becci, anni fa, scomparso, ha scritto un libro che si chiama Quella linea mancata, in cui, riflettendo sugli accadimenti del secondo dopoguerra, quindi della perdita dell'Istria, ragionava sul fatto, chissà se forse la linea Wilson all'epoca fosse stata concordata e tracciata, quindi diciamo che l'Istria orientale, ecco, la costa orientale dell'Istria, fosse stata lasciata al regno dei serbi croati sloveni, chissà, forse nel secondo dopoguerra il destino sarebbe stato diverso. Purtroppo le cose non sono andate così. L'Italia gioca la carta della grande potenza senza averne i mezzi. Gli italiani dall'Albania devono scapparsene, sono il contingente italiano, ecco, ci si fa una gran bella figura. Il problema era Fiume e Dalmazia. A quel punto monta una campagna che viene sostenuta soprattutto dai nazionalisti, di cui D'Annunzio diventa il megafono, ma che gode di un certo successo nell'opinione pubblica italiana. Il mito della vittoria mutilata nasce nell'ottobre del 1918, prima che la guerra finisse, ed è D'Annunzio paventa il fatto che l'Italia non avrebbe ottenuto tutti i compensi che le sarebbero aspettati in quanto uscita vittoriosa dalla guerra. Il fatto è che la posizione dell'Italia nei confronti degli alleati non era stata sempre così tanto apprezzata, soprattutto i francesi sono quelli come al solito un pochino più rigidini con noi, poi dopo la seconda guerra mondiale uno delle aveva buoni motivi per essere effettivamente, ecco, e quindi diciamo che la posizione italiana è abbastanza fragile. Poi le cose con la campagna adriatica appunto montata dall'annunzio dei nazionalisti e poi l'impresa di Fiume ne rendono la posizione davvero difficilmente sostenibile, al punto che la questione e la controversia, gli alleati si stufano, sarà l'Italia e il regno di serbi croati sloveni a vedersela direttamente, e in effetti l'Italia gode di un vantaggio tattico per cui col trattato di Rapallo la va anche molto bene, tutto sommato. Fiume viene costituita in stato libero, poi anche lì c'è quasi subito un colpo di mano fascista col solito Francesco Giulio, di cui discorrevamo questa mattina venendo qui, e vabbè, insomma, poi è un'altra storia. L'Italia poi soprattutto ha un problema, cioè rivendica terre che sono abitate da popolazioni di lingua slava, per la maggior parte, non tutte, ma la maggior parte. Cioè sulla costa istriana abbiamo una maggioranza di centri italofoni e nell'entroterra abbiamo una maggioranza fortemente slava. Allora, qual è il criterio che bisogna adottare per l'assegnamento delle terre? Qual è? La qualità o la quantità? Cioè, dico qualità non lo dico perché lo penso, dico perché era una delle argomentazioni all'epoca che c'erano. Ritorno sugli argomenti massonici ma che si incastrano benissimo. Nel 1917, durante la piena guerra, c'è un congresso internazionale delle massonerie e c'è la massoneria italiana con una sua delegazione e c'è quella serba. Nasce uno scontro perché a Parigi si svolge, ovviamente, i serbi pretendono che l'assegnazione delle terre dovrà avvenire attraverso plebiscito. La delegazione italiana invece si oppone perché sa che numericamente gli italiani sarebbero stati sopraffatti. Con quale argomentazione? Che l'unico strumento, cioè che l'unica quadrante geografico in cui avrebbe dovuto, secondo i serbi, avvenire una spartizione grazie al plebiscito era quello adriatico. Però questo non era previsto, ad esempio, per l'Alsazia e la Lorena, che erano rivendicate dalla Francia. Avrebbero voluto ritornare alla Francia, che erano state strappate dall'impero di Guglielmo I tedesco dopo Sedan nel 1860. E quindi nasce uno scontro violento.
Che cosa fa il granolite francese? Attenzione, parlo di queste cose perché la massoneria è una cartina di tornasole di quello che succede nei rispettivi governi. Lo è sempre stata. Quindi se si studia la massoneria si capiscono certe cose che avvengono a livello internazionale. La Francia teme un'egemonia italiana nel Mediterraneo, non ha voglia di vedersi una forte Italia nel Mediterraneo e appoggia i serbi. Lo fa in maniera ambigua, perché poi i rapporti bilaterali tra il governo italiano e francese sono stati fortissimi, quindi sceglie una vaga soluzione di compromesso, però guarda caso la stampa fa passare un racconto diverso, probabilmente prezzolata dal granolite francese, questo qua è un'induzione. La delegazione arriva in Italia con la notizia che hanno abdicato alla rivendicazione delle terre ad Oriente, e quindi c'è uno sconquasso incredibile. I nazionalisti cavalcano l'onda dello sdegno nazionale e il Gran Maestro Ferrari è costretto a dimettersi. Ecco, il problema dell'Italia è che rivenga territori che non sono abitati soltanto dagli italiani. Ha sconfitto l'Austria, sì, ma non ci sono austriaci in Dalmazia e in Istria. No? Attenzione che però, questo qua ci tengo a ribadirlo, che è una guerra dove non ci sono pacifisti, colombe e falchi, non ci sono colombe e falchi in questa guerra, sono tutti falchi, da una parte e dall'altra, perché dall'altra parte si rivendicano territori che erano stati conquistati dall'Italia durante la terza guerra d'indipendenza, durante il risorgimento, che erano italiani. Quindi attenzione, cioè il quadro è quello foschissimo di una battaglia che è combattuta in trincee dai soldati e dai politici con i loro strumenti invece ai tavoli della cosiddetta pace, che pace non fu. E Fiume è rimasta, Fiume è rimasta libera fino all'inizio della seconda guerra, poi... No, forse non serve il microfono. Fiume viene costituito lo Stato libero di Fiume e in realtà appunto il governo legittimamente eletto a Fiume viene sovvertito da un colpo di mano fascista e nel 1924 con il Trattato di Roma Fiume entra a far parte dei territori del Regno d'Italia. Io volevo sapere una cosa sulla massoneria, no? Cioè esiste dall'altra parte della comunità di lingua slovena e croata una massoneria nazionale, no? Dell'altra nazionalità, e mi chiedo se le massonerie dialogano in qualche misura, e poi mi chiedevo anche se tra Trieste e dintorni la presenza ebraica, no? Che è molto forte, e si interseca un po' con la massoneria italiana o no? Parto dall'ultima domanda. La massoneria si interseca e come con l'ebraismo, e abbiamo una testimonianza palese proprio a Trieste, dove il Partito Liberale Nazionale, che è la guida del comune dagli anni 80 dell'Ottocento fino alla Grande Guerra, è composto in maggioranza da appartenenti alla loggia massonica Alpe Giulie ed ha una fortissima percentuale di ebrei. Molti di questi sono, usando un termine tedesco che viene sempre spesso utilizzato, confessionlos, cioè sono coloro che hanno rinunciato alla religione a vita, all'ebraismo, no? Però comunque mantengono ancora tutta la loro rete di contatti ebraica. Quindi un rapporto fortissimo. Perché? Ma perché sin dal 1848, con lo Statuto Albertino che emancipava gli ebrei, costoro hanno abbracciato il patriottismo italiano, sono stati tra i più ferventi patrioti italiani. Per questo anche il grande schiaffo di Mussolini nel 1938 con le leggi razziali. Per una gran parte degli ebrei italiani questo schiaffo è stato incomprensibile, proprio per l'apporto che avevano dato al patriottismo italiano e di conseguenza, perché le cose, ve l'ho detto, andavano sempre a braccetto, anche con la massoneria. Una massoneria che nasce cosmopolita,
che nasce ufficialmente nel 1717 a Londra e che ha questa caratteristica principale, cioè accetta al suo interno persone di tutte le confessioni religiose, protestanti, ebrei, cattolici, preti, ce n'erano tantissimi nel Settecento, con una discriminazione di genere, va detto, perché le donne non c'erano, poi ci sono state, si sono aperte delle brecce nel fortilizio massonico, ci sono delle obbedienze fatte tutte da donne, c'erano le cosiddette logge miste, uomini e donne, o logge d'adozione, cioè fatte tutte da donne ma con un uomo, diciamo, come mentore. Ecco, quindi non è tutto nero il paesaggio, è un po' rosa, però diciamolo con la discriminazione di genere che non c'era invece dal punto di vista religioso, anzi perché la Chiesa Cattolica vedeva la massoneria sempre vista con fumo negli occhi? Proprio per questa commistione di fedi, che era inconcepibile. Sulla presenza, sì certo, ci sono state logge di sloveni, di croati, so che adesso i rapporti sono molto buoni, ci vuole per studiare bene il fenomeno un'ottima padronanza della lingua, che io non ho. Però ultimamente mi sono occupato di massoneria a Trieste, dopo il ritorno di Trieste nel 1954 all'Italia, alla fine della seconda guerra mondiale, dopo il memorandum di Londra, e ho notato anche lì degli scontri tra le massonerie da una parte e dall'altra, italiana e jugoslava, perché avevano obiettivi differenti. Quindi, per quanto le massonerie abbiano sempre tentato di trovare dei legami, di rafforzare, di corroborare le proprie relazioni, ci siano spesso riuscite. E per quanto ci sia stata la figura poi anche del massone visitatore, no? Che faceva da portavoce di una massoneria nazionale all'estero, e quindi la volontà di creare dei contatti forti, sono sempre state dei problemi di relazione. Questo è anche va detto, perché comunque in un sistema di stati rappresentativi che nascono nel XX secolo, nascono anche delle massonerie fortemente organiche del proprio Stato e che quindi ne riflettono le politiche. E quindi gli scontri a livello governativo non possono che riflettersi su quelli massonici. Quindi una fratellanza, una solidarietà che non vengono comunque meno, ma che non trovano sempre comunque riscontro nella vita reale. Questo sì. So che per oggi le relazioni sono molto buone. Mi è stato detto, proprio quando abbiamo fatto la nostra relazione all'università statale, ho parlato dell'impresa Fiumani sui rapporti con la massoneria, ha alzato la mano un massone di Trieste che ha detto: sì, guardi, però che attenzione, adesso noi come massoni croati andiamo d'accordissimo. E di questo non posso che compiacere. Una considerazione: come è stato più facile con l'Alto Adige? In che senso? Ma hanno deciso che era italiano. Ah sì, perché Wilson, e questa è una cosa piuttosto particolare, Wilson non si oppone all'annessione dell'Alto Adige da parte italiana, mentre invece metterà i bastoni tra le ruote per quanto riguarda il confine orientale. È una contraddizione palese, insomma. Così è. Non è... Sì, è anche che qui, diciamo, si toglieva un territorio agli austriaci che avevano perso. C'era gente solo tedesca. Esatto. Certo. No, appunto, però dico, si toglie un territorio allo sconfitto, no? Sì, sì. Di là c'è un altro Chi è lo sconfitto? mezzo vincitore, no? Perché c'è la Serbia che costituisce un nuovo Stato, quindi non si tratta più di togliere l'Austria, ma si tratta di trattare con un altro competitore legittimo e legittimato anche dall'esito della guerra, no? Quindi, e poi cioè, si fa anche un discorso di, come dire, di non umiliare troppo queste pretese italiane, no? Da una parte gli si dice di no in parte e dall'altra gli si deve anche dire di sì. Altre domande, interventi? Una velocissima, i disputi sono tantissimi, per cui è stato interessantissimo seguirli. Una domanda è questa: il culto della forza
la violenza sacralizzata anche, no? Della violenza maschile, virile, medica. Secondo voi è un culto della forza in sé o comunque prevale la forza finalizzata alla nazione, all'altra Italia, eccetera? È difficile, si può distinguere tra i due punti di vista oppure sono confusi? Ma direi che in D'Annunzio è proprio una funzione di un patriottismo e di un nazionalismo esasperato. La forza e la violenza sono funzionali a una politica di potenza, insomma, di conquista fin dai tempi delle navi che sparano la prora e salpa verso il mondo, fa di tutti gli oceani il mare nostro e così via dicendo, no? Se vuoi anche un po' di superonismo ormai vecchia data, insomma, di darwinismo sociale, ecco, i popoli forti e i popoli deboli, insomma, c'è un po' di tutto, però sono una funzione, a mio parere, una funzione del nazionalismo. La stessa propensione verso una forte mascolinità, ecco, rientra in questo. C'è quel bellissimo libro di Moss ancora sulla mascolinità e il nazionalismo che ci spiega veramente tantissime cose. Pur con la tolleranza verso l'omosessualità di cui parlavi all'inizio, nel caso di Fiume. È interessante. Sì, che rientra peraltro anche in quella culto della mascolinità di ascendenza nazionalista ottocentesca. È interessante, è un nodo difficilmente districabile e comprensibile. Invece la massoneria ci ragiona molto su questa cosa e arriva a teorizzare che l'utilizzo della forza è tollerabile soltanto per abbattere un dittatore interno o un dittatore imposto dall'esterno o per andare ad abbattere un dittatore altrui, no? All'interno di queste coordinate legittima l'uso della forza, ma ribadisce l'importanza della pace. A parte il fatto che D'Annunzio se ne sarà dovuto tornare in Italia con la coda tra le gambe, tra l'altro c'è stato spargimento di sangue, no? Quando l'esercito italiano li ha fatti... Certo. Ha subito un processo oppure tutto è tornato? No, c'è stata anche l'amnistia per tutti i disertori. Questa era già garantita dal modus vivendi di cui diceva Luca, anzi. Quindi è tornato in Italia anche magari... Non solo. Mussolini poi l'ha imbalsamato editoriale e lui ha passato gli ultimi anni della sua vita così come una statua vivente, sostanzialmente anestetizzato da luce, e quindi insomma ha fatto un tramonto in cui si è dedicato all'edizione, si è fatto pagare all'edizione di tutte le sue opere dallo Stato italiano, ma comunque Mussolini l'ha sempre tenuto un po'. Cioè, quindi riuscire a ghettizzarlo nel suo tempio dorato tornava comodo, perché così poteva evitare di creare delle fronde interne. Ecco. Disse, io non so se è vero, perché poi tante frasi sono fatte, ma non sono, però anche se non è vera, è una frase che secondo me si dice bene. Mussolini D'Annunzio disse: come un dente marcio, o vestiti più lo copri d'oro. Ha scelto di coprirlo d'oro. Quanto ai denti marci D'Annunzio ce ne aveva veramente, poveretto alla fine.